24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Il governatore del Veneto Luca Zaia ha incontrato ieri i lavoratori della raffineria Eni di Marghera con l'obiettivo di tentare una mediazione tra le parti e lanciare un messaggio chiaro all'amministratore delegato di Eni Paolo Scaroni. Faccio appello al cuore e all'identità veneta dei manager ai vertici dell'Eni Scaroni e Bellotti, che anche umanamente non possono trattare il Veneto peggio della Sicilia, ha affermato Zaia. Dobbiamo camminare insieme organizzando un gruppo di lavoro ben specifico. Noi ci mettiamo a disposizione di Eni, in quanto un loro fallimento sarebbe anche nostro. Eni è un'azienda di Stato e il ministero competente non può chiamarsi fuori dalla partita. Ma la notte del Piave di OCG è la massima espressione del raboso Piave e del territorio. Qui all'ombra dei gelsi le vigne danno sin dai tempi antichi un vino rosso che racchiude in sé tutti i sentori di questa terra e della sua storia. Dal sapore austero, caratteristico, che profuma di marasca, mora e mirtillo, di spezie nostrane, il Malanotte, evoluzione e punta di diamanti del raboso, con la DOCG, si appresta a prendere posto accanto ai più grandi vini italiani. Le prime bottiglie potranno essere commercializzate a partire dal 1 novembre prossimo. Con la denominazione garantita, ha sottolineato l'assessore all'agricoltura del Veneto Franco Manzato, il Malanotte propone la tradizione del Piave sul mercato internazionale, con un progetto innovativo come può avere solo un vino che ha più di 1000 anni di storia. È una sfida che fa grande la nostra enologia. Soffitti, pavimenti, serramenti, barriere architettoniche, così come le nostre case, anche gli edifici scolastici hanno bisogno di una continua manutenzione. A Padova il Comune, l'assessorato alle politiche scolastiche, ha appena portato a termine 52 interventi per quella che viene definita manutenzione straordinaria. Oltre 600 milioni di euro investiti per dare qualità, sicurezza e benessere a studenti e personale scolastico. 42 le scuole interessate che accolgono oltre 6.000 alunni. Un lavoro continuo che bisogna fare nelle scuole, ovviamente, perché abbiamo edifici con molti anni sulle spalle, altri recentemente costruiti, e però le normative impongono continui aggiornamenti, e quindi uno dei problemi primi che abbiamo quotidianamente è quello di rendere idonee le strutture affinché i bambini e gli operatori possano essere sicuri, e quindi sono tutti quegli interventi che vanno dalla semplice recinzione da ripristinare agli asfalti da risistemare, ma soprattutto i tetti dove possono esserci delle infiltrazioni, i servizi igienici, le barriere architettoniche soprattutto, che andiamo di volta in volta a eliminare quando bambini con handicap entrano in una scuola, e quindi è giusto intervenire in modo adeguato. È l'attenzione costante che dobbiamo avere, come si ha nella propria casa, affinché con piccoli aggiustamenti o con piccole ristrutturazioni si possa ovviare a problemi che nel giro di qualche mese o di qualche anno potrebbero diventare davvero molto impegnativi. Sono già centinaia le organizzazioni nazionali e locali, le reti, i movimenti che stanno preparando la loro partecipazione al grande corteo che nel pomeriggio del 15 ottobre attraverserà le vie della capitale, prima tappa di un percorso di mobilitazione che continuerà anche dopo quella giornata. 210 le manifestazioni già previste per quel giorno in tutta Europa contro la distruzione dei diritti, dei beni comuni, del lavoro e della democrazia causata dalle politiche anticrisi che difendono i profitti e la speculazione finanziaria. Spingiamo al mittente la lettera della BCE e soprattutto vogliamo impostare un'alternativa a quello che ci viene detto. L'alternativa è patrimoniale sulle rendite finanziarie, è il fatto di attaccare la speculazione finanziaria, è il fatto di dire che non possiamo essere noi a pagare una crisi che non abbiamo costruito. Con questi temi andremo il 15 ottobre a Roma da Padova in 1 migliaio di persone in uno spazio che si chiama Uniti per l'Alternativa, per dire che vogliamo non
solo che il governo Berlusconi cada, ma che cambino completamente le politiche economiche del Paese. Anche ai lavoratori e alle lavoratrici metalmeccaniche si cerca di far pagare un prezzo altissimo per un debito che non hanno contratto e per una crisi che non hanno certamente determinato né voluto. Il 15 anche noi come studenti universitari, come mobilitazione legata al mondo della formazione saremo a Roma per dire basta alle politiche di austerity, alle politiche della BCE e delle banche centrali che tentano di far pagare i costi e il prodotto di questa crisi globale, sistemica, solo a noi, solo a tutti quei giovani, a tutti quei lavoratori, a tutta quella composizione che quotidianamente invece produce valore, quella composizione che quotidianamente manda avanti questo mondo. Una composizione che oggi non ne può più dei governi Berlusconi, ma non solamente, non ne può più di un sistema politico che non accetta più in queste forme, non accetta governicchi, non accetta governi di alleanze nazionali, ma vuole, partendo appunto da un meccanismo di percorso collettivo, di percorso unitario, costruire una vera alternativa al sistema in cui oggi ci troviamo. Marchi italiani al capolinea, bye bye Pininfarina. Chiude l'ultimo stabilimento rimasto a San Giorgio Cavanese. L'azienda non può più ricorrere ad ammortizzatori e licenzia tutti. Tutti i particolari su Industria e Finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadel-veneto.com e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.